tantissimo. 65-58 battuta anche Orzinuovi. La GSA vince e noi adesso partiamo con A Tutto Campo, passiamo dal basket al calcio, ma su FVG Sport Channel, su canale 113, continua il post partita di GSA Orzinuovi, mentre sul 17 ci sarà l'approfondimento della giornata calcistica dei dilettanti, poi ci ricollegheremo su entrambi i canali. Allora noi però un omaggio a questa GSA, questa Udine oggi sorride col basket, non con il calcio. L'Udinese ha perso contro il Parma sotto i colpi di Amauri. La GSA arriva alla nona vittoria consecutiva in DNB. GSA abbiamo tolto, ci perdonerà il presidente Pedone, abbiamo trasformato la S in un 9 per omaggiare questo filotto importante di vittorie che lanciano la GSA verso il primato della DNB, la categoria dove gioca quest'anno la squadra del presidente Pedone, la squadra di Udine. I nostri ospiti li vedete, non c'è Federico Francioni, quando non c'è Federico Francioni il numero 10 lo indossa di diritto Simone Fornasiere. Non si arrabbierà il Francio, comunque grazie e buonasera a tutti. Tu non manchi mai, lui sì invece, quindi sei titolare tu qua in realtà. Soprattutto io vado a vedere anche partite non solo di Serie D a salire. Però di Serie D dobbiamo parlare tanto stasera, al tuo fianco c'è il mister che ha vinto il derby, c'erano due derby, uno importantissimo, l'altro importante, no? Perché la Sanvitese ha vinto. Massimo Muzzin, ciao mister. Buonasera a tutti. Importante, era un derby col Tamai, sfida salvezza, vedremo le immagini, parleremo di questa vittoria. L'altro derby importantissimo, abbiamo detto Sacilese e Pordenone, noi abbiamo il meglio perché lui con la Sacilese ha vinto, con chi possiamo parlare di derby se non con mister Stefano De Agostini. Ciao mister. Ciao, grazie, buonasera. Di casa Sacile, ma ormai di casa anche negli studi di Campoformido. Al suo fianco, prima volta di domenica, Nicola Angeli. Ciao Nick. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Udine che non sorride col calcio, sorride col basket, giusto fermarsi un attimo su questa vittoria della GSA? Beh, concentriamoci sulla pallacanestro allora, anche per il tuo direttore, no, che sarà contento. Lui certo, anch'io insomma, sì. io parlo tanto di calcio, però sta entusiasmando questo basket. Come no? Che deve tornare grande. C'era bisogno un po' di pallacanestro di alto livello a Udine, insomma dopo la scomparsa della Snaidero. Si sente, è molto bello il fatto che, come si vedeva dalle immagini, che si giochi al Benedetti per la ristrutturazione del Carnera, e quindi la cosa crea molta atmosfera, riporta un po' agli albori della prima Snaidero, no? Dei primi successi anni 60, insomma è molto suggestivo, no? Anche parlavo con Massimo Fontanini, mi diceva che l'ambiente è pazzesco e oggi credo che la situazione insomma fosse su questa falsariga qua. Mister De Agostini è un grande esperto di basket, però lui guarda più l'NBA, ogni tanto ti fermi a guardare anche le categorie nostrane. Qualcosina guardo da voi, quando la notte, io non sono uno che dorme molto presto, la notte mi fermo a guardare qualche partita ogni tanto. E insomma Udine può sorridere, anche Fornasiere, al tempo andava a seguire la Snaidero anche da tifoso. Sì, andavo, a proposito diceva Nicola del Benedetti, potrebbe esserci un problema, mi diceva proprio il direttore Davide Micali, se dovesse salire come ci auguriamo la Snaidero ci sarebbe un problema perché il Benedetti potrebbe non essere agibile, però insomma nella settimana in cui Carmelo Anthony fa 61 punti al Madison, parlare di basket 62 scusa, è giusto anche sottolineare quello è lontano da noi, no? Ci soffermiamo sulle giocate di Dri, Gueye, ma sono giocate comunque importanti attualmente per la nostra realtà, no? Sì, speriamo che possa concludersi, insomma, purtroppo nel basket in ogni categoria ci sono i playoff, quindi anche arrivare primo nella regular season potrebbe non servire, basta, ma quello che noi ci auguriamo è che la GSA venga promossa, arrivi dove vuole nella regular season, però. È difficilissimo salire perché ci sono i playoff, poi c'è un'altra Final Four dove ne passano tre per salire di categoria. È infinita come stagione. È infinita, quindi, però insomma arrivare primo è un segnale, no? Vincere va sempre bene. Sì, anche perché poi le tue giochi in casa, le gare a playoff, insomma, ha un significato importante. Ti sorprende quanto sono diventato esperto di basket ancora un po'?
No? Va bene, dai, parte le battute, altri devono parlare di basket. Io però anche in una trasmissione come questa in diretta serale è giusto soffermarsi su un importante momento sportivo della nostra squadra, della nostra città di Udine, come avevo detto, in un momento in cui per altri versi Udine non può sorridere. Però noi adesso entriamo nella giornata del calcio, parleremo molto di Serie D, avete visto quale ospite abbiamo il mister della San Vitese Muzzin, c'è stato Sacilese Pordenone, un derby tutto da rivivere, ma lo facciamo con calma, vi facciamo un attimo attendere Sacilese Pordenone, Tamai San Vitese. Prima facciamo un passo indietro, torniamo a ieri, sabato, anticipo di eccellenza, Charlins Muzzane Rivignano, vittoria in rimonta per la squadra di mister Esposito. Sta cominciando a cambiare, come aveva promesso il Charlins Muzzane. Attenzione, perché c'è un episodio importante in area di rigore del Charlins, forse dal sbaglio però non lo prende l'arbitro ma lo prende il giornalista, chissà, dobbiamo parlarne, vediamo. Due partite in 4 giorni, il Charlins Muzzane sfida oggi il Rivignano, poi l'Azzanese, per dire quanto in questo girone di ritorno la cura Esposito funziona davvero. Il Rivignano oggi si trova al penultimo posto in classifica, la situazione non è certo positiva, servono segnali e questa partita cercherà di darli. Attenzione al Rivignano, è 1-0, ci pensa Varutti, Rivignano 1, Charlins Muzzane 0, una palla al limite e lui punisce, l'ha messa benissimo. Visutti viene subito fermato, il rimpallo favorisce il Rivignano, prolunga di testa Belleri, passa Varutti su Sant'Andrea, Varutti è tu per tu, Rivignano 2, Charlins Muzzane 0 e la giornata di Varutti che infila ancora un Sant'Andrea da non vedere, incredibile. Varutti si fa male, continua l'azione, si immola per la sua squadra letteralmente. È un grandissimo, lo sappiamo. Salger adesso prova la giocata d'esterno, prolungata di testa al volo ed eccolo il gol, accorcia al Charlins Muzzane con uno dei migliori, Battistin, non perfetto Cristin, Charlins Muzzane 1, Rivignano 2, il gol bello al volo di Battistin. Attenzione al Rivignano, la conclusione da fuori, traversa, linea e non è gol. Non è gol, non è. Visutti vicino al grandissimo gol del sabato, non della domenica. E qua Esposito deve ringraziare qualche santo, ma non quello del cancampo. Il lancio stavolta di Scodellaro è molto buono, grande palla per Salger, Charlins Muzzane 2, Rivignano 2, Ciccio Salger su un'invenzione di Scodellaro. E qua davvero grandi complimenti. E che esultanza quella di Salger, rabbiosissima. Visutti entra in area, calcio di rigore, ammonito Del Loco, consegna il fischietto a qualcuno e non fare più l'arbitro, sei scandaloso. No, incredibile Massimo. È giallo per simulazione una cosa del genere? Una cosa. 28esimo l'episodio della partita, insomma. Va via adesso Tartalo che si è azionato benissimo sulla destra, mette al centro, pallone passa, il destro, rimonta completata, è entrato e ha fatto gol Luca Coccetta, Charlins Muzzane 3, Rivignano 2, un'esultanza tutta per il presidente Zanutta, è andato dal presidente a esultare ed è 3-2. È il 43esimo della ripresa, calcio di punizione per il Rivignano, sono tantissimi uomini in barriera. Zanin sul palo del portiere, Rossi c'è e mette in angolo, ha tenuto il palo, giustamente c'erano tanti uomini in barriera e non lo ha beffato Zanin. Finisce qua, rimonta del Charlins Muzzane, è un segnale importante, Esposito sta forse pian piano
creando una nuova squadra. Vince 3-2 il Cernis Mulsanne in una partita piena di episodi, su cui però c'è un episodio che potrebbe pesare come un mancigno, ma intanto sono 3 punti, salvezza quelli della squadra di Esposito. Allora la regia prepari subito questo episodio, mi sono compromesso ieri, ho bocciato in maniera evidente del Loco, la mia impressione prima è di un rigore clamoroso, del Loco però si può assolvere probabilmente, quindi l'errore, avevo detto che lui doveva mettere via il fischietto, però io in cronaca ho detto se ho sbagliato io metto via il microfono, quindi la prossima settimana io non commento, prometto, non commento una partita, quindi mi squalifico. mercoledì non vai tu a Fontana Fredda? No, vabbè, mercoledì sì. Però, furbo, ho detto no, prossima settimana, e il recupero non si può calcolare, non usiamo questo trucco. Prossimo sabato non commento. Allora, però sembrava a velocità normale un rigore netto. Ho anche però sottolineato che piuttosto volevo capire se iniziava fuori dall'area. Sì, se c'era fallo era fallo fuori. Ecco, quello sì. Se c'era. Quindi a questo punto, mister Agostini, non c'era fallo? Non sembrerebbe fallo, ma se c'è è fuori dall'area. Non so, non si capisce se è con la gamba a sinistra, però col ginocchio, tocca certo. Il ginocchio. Questo ci potrebbe stare. Però capite che a velocità normale sì, è chiaramente fuori dall'area. Questo si concretizza poi in area. Muzzin? Mi sembrava un fallo fuori area. Fuori area. Però sul fallo è chiaro che, voglio ripetere, cioè Fornasiere, a velocità normale ti sembra che proprio frani addosso l'attaccante, vieni tratto in inganno? No, sì, a velocità normale è chiaro, sembra rigore, anche noi adesso l'abbiamo rivisto 2 o 3 volte prima di dire poi c'è, non c'è. A velocità normale sembra rigore, sicuramente a rivedendolo inizia fuori area e guardando bene a me sembra che la palla cambi leggermente direzione, quindi ho quasi l'impressione che il difensore sporchi il pallone prima di franare comunque sul giocatore. Effettivamente non è anche questa la migliore angolazione, però la sensazione alla fine è che corrono in parallelo e accentui proprio il Giannini, incredibile. Massimo, ti sei cosparso il capo di cenere abbastanza, io ti assolvo. Sì, c'è gente che ha fatto di peggio e continua a lavorare, quindi puoi star tranquillo. No, però mi ha scioccato questo episodio. Io, quando ho rivisto le immagini ho detto non è possibile. Va bene. Ok, però chiuso l'episodio, quindi Angeli, l'arbitro non incide, rimonta del Cernis Mulsanne, forse incide più quella sfortunata traversa, no? Che era sul 2-1. Sì, che se ne discuteva che era manifestamente fuori comunque, no? Ci poteva essere magari qualche dubbio. Sì, l'episodio, no? Sai, spesso poi l'episodio te lo devi anche andare a cercare, come confermeranno i 2 misteri, insomma, no? È difficile che capiti in maniera asettica, no? Che arrivi da solo, però se ci fosse stato il 3-1 poteva pareggiare, forse il Cernis Mulsanne diventava più difficile. Ne continuiamo a parlare dopo la pubblicità, ancora un po' di eccellenza e poi si inizia col grande capitolo della Serie D con i 2 derby, Sacilese, Pordenone e San Vitese Tamaia. Fra poco con A Tutto Campo, restate con noi. Ristorante Pizzeria Il Nuovo Baffone a Basaldella, all'uscita di Udine Sud, facile da raggiungere. Impossibile da dimenticare, il Nuovo Baffone vi colpirà con le sue specialità, l'ampia scelta delle pizze, ogni vostro gusto è soddisfatto, e poi carne e pesce e per finire i dolci. Anche lo staff di A Tutto Campo ha scelto il Nuovo Baffone. Se cerchi la buona cucina hai solo una scelta, ristorante Pizzeria al Nuovo Baffone a Basaldella.
Un caloroso saluto dalla famiglia Zanutta Fadalti. Vi proponiamo un'incredibile offerta per riscaldare la vostra casa con efficienza, professionalità ed un occhio al portafoglio. Le prime 30 persone che telefoneranno al numero in sovraimpressione e prenoteranno un qualsiasi macchinario della nostra linea a legna riceveranno immediatamente a casa un bancale di legna in omaggio che corrisponde circa a 10 quintali e un comodissimo e praticissimo aspiracenere. Le prime 30 persone che telefoneranno, prenoteranno un appuntamento e un qualsiasi macchinario della linea Godin, stufe o camini, avranno in omaggio 2 bancali di legna. Le prime 30 telefonate che prenderanno appuntamento e in seguito acquisteranno un qualsiasi prodotto della nostra linea pellet o biomassa riceveranno a casa 50 sacchi di pellet di abete gratuitamente. Quindi affrettatevi a chiamare, la nostra promozione è valida solo fino a fine febbraio. Chiamate, chiamate, chiamate! Etigraph, azienda nata nel 1983 come laboratorio tipografico per la stampa di etichette autoadesive in bobina. Etigraph assicura un sempre migliore e completo servizio che va dalla progettazione alla fornitura della soluzione alle nuove idee di packaging. Etigraph, in via Alessandro Mazzoni a Chions. Vistra è una società di consulenza in sicurezza sul lavoro, qualità, ambiente e logistica. Leader in regione, opera anche a livello nazionale ed internazionale. Vistra la trovi a Udine in via Battisti e a Cordenons in piazza della Vittoria. Friultex, produzione di tessuti in tubolare per la maglieria intima. Friultex propone un vasto assortimento di articoli sia per l'intimo che per l'esternabile. Con passione fornitori del Made in Italy. Friultex ad Azzano Decimo. Eccoci qua, in questo momento siamo anche rientrati su FVG Sport Channel. Per chi si fosse collegato adesso, abbiamo sul canale 113 abbiamo appena visto la vittoria, la sintesi, la vittoria del Charlins Muzzane sul Rivignano, ma visto che sugli schermi del Benedetti so che sono puntuali, vedono anche tutto campo finita la partita, Simone, quindi stai attento. Noi riproponiamo l'omaggio nel titolo che diamo alla GSA con questa nona vittoria consecutiva. Allora ecco il nostro titolo, come detto in apertura di trasmissione, la S prende il posto del 9, come detto ci perdonerà, fa anche rima, il presidente Pedone, abbiamo storpiato così. Nona vittoria, GSA che vola in DNB e continua a vincere, battuta anche la capolista Orzinuovi. Ne abbiamo parlato, i complimenti doverosi per questa impresa del basket. Fra poco c'è l'ampio capitolo della Serie D, come detto, perché oggi è una grande giornata di sport vissuta su Free ed FVG Sport Channel. Abbiamo visto anche le prime immagini in diretta di Sacilese Pordenone questo pomeriggio, vedendo tutte le emozioni, ma è il momento fra poco di riviverle. Prima però guardiamo la classifica dell'eccellenza, visto che i risultati della classifica, visto che ne stavamo parlando. Il Charlins guadagna punti preziosi, 20, ma la notizia per il Rivignano tremenda, aveva già perso era già caduto al penultimo posto con la vittoria infrasettimanale del San Luigi. Vince il Muggia e il Rivignano è ultimo in classifica e quindi insomma la classifica che piange. Oggi vedete i risultati. Ieri ha vinto 3-0 il Muggia sull'Azzanese, poi il risultato di giornata è la vittoria della Virtus Corno, vittoria dedicata a Maurizio Capuano, il ragazzo che ha avuto grave incidente la scorsa settimana, dedicata a lui questa vittoria all'Omero Tognon con il gol decisivo di Andrea Osso. Torniamo un attimo su Charlins Muzzane Rivignano Fornasera. Questa squadra i nerazzurri, sentiremo domani le interviste, devono cominciare ad avere molta paura. Sì, la situazione non è delle più rosee, anche perché il Rivignano sta buttando via tanti punti, soprattutto, lo dicevo prima, ha degli alti e bassi tra un tempo e l'altro incredibili. Io adesso non so quanti punti avrebbe il Rivignano se si contasse solo il primo tempo, ma non è la prima volta che il Rivignano insomma si fa rimontare, recuperare. Nonostante ieri un grandissimo Varutti, cinico, in gol con una doppietta. Sì, nonostante un Varutti cinico che ha fatto una doppietta, ma soprattutto per come sta andando il campionato uno scontro diretto, perché il Charlins Muzzane al momento è in piena zona
sarebbe fuori dai play-out oggi, mi sembra, vedendo la classifica, per la prima volta forse. Però, non credo ancora però, non fuori dai play-out, vediamo la classifica fra poco. Credo la Manzanese sarebbe l'ultima, se non ho visto male adesso. Rivignano, Musa San Luigi, Manzanese, Cerlini. Contro il mezzo, sarebbe a pari, sarebbe a pari contro il mezzo. Comunque è uno scontro salvezza, per cui sono punti che pesano ancora di più, perché se tu togli 3 punti a Cerlini Muzzane sarebbe 17. Però come cambiano le classifiche, no? Dell'eccellenza quest'anno, anche della promozione, col fatto che ci sono play-off e play-out. Certo, cambiano tutte le considerazioni che facevamo gli anni scorsi. Sono completamente cambiate, perché qua vinci 2 partite o perdi 2 partite, ti cambia completamente il campionato. Se tu pensi al Chions, 24 punti, l'anno scorso sarebbe a 10 punti della salvezza, 14 del San Luigi, adesso invece è a 4 dai play-out. E fino a domenica scorsa al Chions parlavamo di play-off quasi certi. Ma vedi, però tra Chions e Azzanese ci sono 3 punti, che è la quarta, ma lo dicevo ieri in cronaca, è un'eccellenza con la classifica rivolta verso il basso. È vero. E può succedere di tutto. Facevamo ragionamento del Cernis Muzzane. È un Cernis Muzzane che, se davvero Esposito l'ha cambiato nel girone di ritorno, potrebbe non porsi limiti. Non dimentichiamoci, mister, Ciccio Salger, assolutamente. Grob che deve ancora entrare in forma, ha giocatori. Non dimentichiamo che tu farai la diretta martedì, che secondo me è una partita fondamentale per tutte e 2 le squadre. Cerlins Azzanese diventa per tutte e 2 le squadre una partita che segnerà il loro cammino in questo campionato, secondo me. È vero. Anche perché se il Challenge vince va a 4 punti dai play-out, dai play-off. Per questo che ti dico, dipende, se vince può veramente ribaltare tutto quello che abbiamo detto. Parlava del Chions, vediamo come ha perso nelle nostre immagini di copertura ieri con l'ISM Gradisca. Ringrazio sempre le società di casa puntuali nel servirci le immagini. C'eri mister Agostini, che Chions hai visto? Cosa è successo? È stata una partita stranissima, perché adesso vedrai, Chions era padrone della partita, aveva fatto 20 minuti molto bene, poi ci sono stati 2 errori, questo è il primo. Qui Peruc sfortunato, dai, gli è scappata la palla di mano, gol. Poi l'errore del difensore. Doppietta di Campanella, ricordiamo. Bravo a crederci tutte e 2 le situazioni, ma è una partita che stava vincendo tranquillamente il Chions. E da lì in poi, vedi, 2 errori, 2 regali. 2 regali clamorosi. Grande gol, secondo me, il gol del 3-1, perché ha fatto un gol importante. Il Chions ha avuto anche le possibilità di fare gol, perché ha preso una traversa. C'era un rigore, secondo me, sull'1-1 per il Chions. Ha avuto un paio di occasioni. Vriz, questo secondo me è un gol splendido, perché in scivolata così ha calciato benissimo, veramente un bel gol. E questo è il gol di Favaro. Si è trovato 3-1 senza capire il perché. E il secondo tempo ha provato, forse non con tanta lucidità, a rimettere in piedi la partita, ma non ce l'ha fatta. È una partita stranissima, secondo me, che sembrava destinata a portare a casa il Chions tranquillamente, che invece poi si è ribaltata completamente. Punti d'oro per l'ISM, e però errori, abbiamo sentito l'analisi di mister Agostini, errori sono anche quelli di Sardi nell'occasione del gol del 3-2 del Cerlins Muzzane e di Fabiani nel gol di Salger, dove il difensore si è visto evidentemente che non ha coperto bene sull'attaccante, mentre questi sono gli errori del Chions, evidenti, no, mister Muzzin, anche in quelli di Cerlins Rivignano, no? Cioè Rivignano deve fare anche mea culpa, no? Sì, si commentava prima fuori onda che abbiamo visto qualche errorino un po' grossolano sulla posizione del corpo in fase difensiva, poi anche il 3-2, ecco, un po' troppo facile, no? Sì. Devi allontanare. Però fa parte di quegli episodi che poi nel calcio ci stanno sempre, sbagliano in Serie A e a cascata sbagliano poi in tutte le categorie. Chiaro, sul Rivignano è chiaro che gli errori non può permetterseli, ma sono arrivati. Il Chions deve stare attento, non può perdere di vista la classifica, perché ha vinto la Coppa, ci sarà anche l'impegno in Coppa, è vero Angeli, però la classifica, come dicevamo, bisogna sempre tenerla d'occhio. Per forza, poi questa cosa della Coppa o della Coppa dei recuperi distrae, ha generato più di qualche malumore, mi sembra, no? Nell'ambiente giallo-blu, quindi è una cosa che fa discutere sicuramente, no? E i risultati si riverberano comunque, no? Non lo sappiamo se la causa della difficoltà di questo periodo è legata all'episodio Coppa, no? Però porta un po' di distrazione dopo. Sì, se non altro perché non si è abituato a gestire come dire, le energie mentali in questo senso qua, sai, per loro credo sia
gli anni migliori della vita calcistica del Chions, no? Certo. Perché io me lo ricordo che giocava in seconda, insomma, non tanti anni fa, quindi credo che il Chions abbia speso un sacco di energie mentali per la finale, perché hanno dedicato, credo, molto tempo a preparare quella partita, perché ci tenevano proprio da un punto di vista sportivo, di risultato, che è stata una cosa storica. E pagare un pochettino nelle partite successive, purtroppo mi viene da dire che può anche starci, ecco. Chiaro? Errori di Peruk, quel portiere, sì, l'errore che vediamo lì non è un errore da lui, ecco, insomma, certo, per come lo conosciamo tutti, ci può anche capitare una volta ogni tanto l'incidente. Sì, non è una squadra che non è in salute, ci sono stati degli errori grossolani che hanno fatto sì che la partita svoltasse. È vero, e poi comunque... Se mi permetti, guardando la classifica, mi viene da dire che la Virtus Corno sta facendo qualcosa di straordinario anche quest'anno, perché... Mister Tordolo, no? Sì, sta facendo grandi cose. E poi la cura di Tomei a Lumignaco, insomma, mi sembra che sta portando i risultati sperati. Ecco, è vero, cura Tomei che funziona. Ho sempre un occhio di riguardo per chi mi ha dato tanto. Guardando la classifica sono contento di vedere che sta dalla parte sinistra e che ha ampi margini di miglioramento. Curioso il destino invece che incrocia i nomi di Esposito e Muzzin, no? Naturalmente, perché Muzzin subentra poi ad Esposito in quella Sanvitese che poi lui portò all'impresa. L'Esposito del Cerris Muzzane che forse ci sta cominciando pian piano a dimostrare che la cura l'ha trovata mister Agostini, o vediamo Dazzano se è vero? Permettimi di dire che l'anno scorso mister Esposito non aveva fatto male. No, assolutamente. Cioè, poi dopo io sono stato, penso che lui lo sa, l'ho dichiarato ovunque che lui è stato allenatore dell'anno, perché secondo me ha compiuto un'impresa straordinaria l'anno scorso. No, il mister? Sì, difficilmente ripetibile. Io non avrei scommesso, giuro, nemmeno un centesimo sulla Sanvitese, sono stati straordinari. Lui, i suoi ragazzi, tutti qua sono stati straordinari. Mister Esposito è un ottimo allenatore, una persona in gamba, credo che sia una persona anche preparata e quindi non mi meraviglio di quello che sta facendo. È chiaro che quando subentri in corsa su una squadra che non hai costruito tu è anche difficile riuscire a cambiare certe situazioni. Adesso magari con qualche cambiamento, con qualche giocatore giusto al posto giusto, Salger è un giocatore, è ancora un giocatore a tutti gli effetti. Ieri gran partita. A tutti gli effetti. Ne sa molto rabbioso verso il pubblico. Muzzin ne sa qualcosa. Ma questo ti dimostra quanto ci tiene. Certo, a me è piaciuto moltissimo. È il giocatore giusto allora. Esatto, l'esultanza di Salger mi è piaciuta molto, perché è uno che ci tiene, che vuole che anche il pubblico sia con loro, che voleva portare il pubblico dalla sua parte, gliel'ha fatto capire, e questa è una cosa importantissima. Poi dimostri con i gol, no? Però Fornasiere stavolta la campagna acquisti forse è stata quella giusta, e lì c'è anche il marchio di Esposito, che poi la società fortunatamente sia di quelle che può fare campagna acquisti, è una fortuna che lui ha, però è stato, forse stavolta ha pescato bene. Beh, no? hanno fatto, non me ne vogliano quelli di prima, hanno fatto quasi due squadre loro, la squadra del girone di andata e la squadra del girone di ritorno. La squadra del girone di andata, che sulla carta aveva proposto un mercato comunque importante, perché era partita con ambizioni sicuramente diverse, il Cerris Muzzane non ha reso tanto. Adesso hanno fatto un nuovo mercato, giocatori altrettanto importanti. Sembra che sia questa la squadra che più soddisfazione può dare al presidente. Probabilmente sì. Vedremo. Il lancio per il gol decisivo l'ha fatto Scodellaro, che ce l'aveva lui all'inizio anno. Sì, no? Scodellaro, che a proposito della mia prestazione ieri in cronaca, anche lui e Sant'Andrea a me non sono piaciuti. Però poi Scodellaro ha tirato fuori dal cilindro quell'apertura bellissima. Che giocatore è, mister? Beh, lui ha quelle giocate lì. Sa giocare bene sul lungo, ha grande qualità. E deve acquisire un po' di brillantezza, un po' di velocità. Continuità, magari. Velocità, sì, però è un buon giocatore, dà sempre del tuo alla palla, ha grande visione di gioco, grandi geometrie. Certo. Un buon giocatore sicuramente. Abbiamo cominciato a parlare un po' di lì. Dopo la pubblicità si comincia e siamo pronti per mostrarvi le immagini dei due derby. Cerris Muzzane comunque cercheremo conferme
anche noi lo rivedremo martedì sera ore 20, vi ricordo saremo in diretta su FVG Sport Channel in streaming proprio per Azzanese Charlins Muzzano insieme a Mister De Agostini, faremo questa cronaca e quindi vedremo se ci sarà continuità di questa nuova squadra costruita dal presidente Zanutta e da Mister Esposito. Pubblicità e poi si parte il derby. Cosa resta dopo questo pareggio e che partita è stata? C'è molto da discutere. Sacilese Pordenone e poi anche la preziosa vittoria di Muzzin e la sua San Vitese che continuano a stupire. Fra poco. Edicola Centro di Cogoi Rocco, dove fai 6 al Super Enalotto. La fortuna ti aspetta a Palazzolo dello Stella. Agriturismo Casali Viotto, a Precenicco, cucina tipica, tutto fatto in casa. Agriturismo Casali Viotto. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, a Percoto. Coniglio Natura, il coniglio friulano allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le cosce, gli hamburger, la cacciatora e per saperne di più visita il sito www.coniglionatura.com. Un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura, scegli il coniglio friulano allevato in un'oasi verde. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Eccoci qua, ben ritrovati a tutto campo. Allora, la Serie D adesso si comincia a parlare, mentre per quanto riguarda l'eccellenza, la promozione insomma, i dilettanti, sul finale avremo ancora altre immagini, ma vi ricordo che poi ci saranno martedì e mercoledì recuperi e quindi si torna subito in campo sperando nel tempo, non sono previsioni felicissime per mercoledì. E allora ecco qua la nostra grafica per ricordarvi i nostri appuntamenti tra martedì e mercoledì. Speciale di Azzano, vi ho detto, alle ore 20 la diretta di Azzanese Charlins Muzzano poco prima della pubblicità, e poi possiamo andare in grafica. Allora, speciale recuperi un giorno in diretta, in realtà sono due, no? La prima martedì 28 gennaio ho detto, passiamo all'altra grafica, quello sì è un giorno intero in diretta, alle ore 15 Fontana Fredda Crass, diretta TV, 19:30 Virtus Corno
Tolmeggio fino alle 20:30, perché poi sul nostro canale entreremo in diretta da studio con gli ospiti, ci collegheremo sui campi di Virtus Corno Tolmeggio per il secondo tempo e Flaibano Torre. Saranno tutte e due però disponibili su 2 canali streaming, potete accedere sulla pagina di FVG Sport Channel sul nostro sito, e quindi chi vuole su internet le guarda entrambe queste gare. Invece dalle 20:30 in studio noi ci collegheremo per gli aggiornamenti di risultato su questi 2 campi, rivivremo la giornata con le immagini di alcune gare del pomeriggio e commenteremo il tutto aggiornando in diretta i risultati. Insomma, un servizio importante per questi recuperi, per vivere al meglio la giornata di mercoledì, 2 giornate, martedì 28 e mercoledì 29. La giornata di oggi era concentrata fondamentalmente al 25 aprile di Sacile. La partita era Sacilese-Pordenone, era il derby, era sentita, è stata emozionante, è il momento di riviverla. La cronaca di Marco Agrusti, le riprese, il montaggio di Davide Pettarini, la sintesi, via! È come l'attesa per un concerto, la gente che spinge per essere qui per prima. I 2 chitarristi, uno va via di assoli, qualche volta anche sbagliati, altre volte esaltanti, l'altro è perfetto, non sbaglia praticamente niente, neanche una nota, quasi elettrica contro classica, altissima tensione al 25 aprile, Sacilese Pordenone, rock duro. La percussione si fa tutto il campo in orizzontale, poi il cross dall'altra parte dove c'è Zubin, lo stop, Zubin, Bazzichetto, ancora Zubin, può andare di nuovo al tiro, Zubin, il pallone che finisce alto, la prima grande occasione per il Pordenone dopo solo un minuto. Nichele ha lo spazio per il tiro, Nichele, la grande parata di Bazzichetto con la mano opposta, seconda occasione per il Pordenone, 15° minuto. Nicolini lo mette giù Spagnoli con una grande giocata, Spagnoli che passa in area di rigore, poi il sinistro e il pallone che finisce alto, ma questa è una buona occasione per la Sacilese. Perde il pallone Grazzolo, lo riconquista Berzotti, può andare anche al tiro, Berzotti, gran giocata ancora Berzotti per Zubin e il pallone sulla traversa e poi lo libera Baggio, ma c'è il gol, è in vantaggio il Pordenone, è entrato il pallone secondo l'arbitro, ancora 201 Emil Zubin anche nel derby come l'anno scorso, è in vantaggio il Pordenone, ma che giocata di Enrico Berzotti. Può partire il calcio di punizione, solo Manucci, va lui con il destro, Manucci, pallone che scende, Careri, Fraccaro e il pareggio della Sacilese, Fraccaro l'1-1 sulla respinta di Careri, ha fatto una gran parata il portiere del Pordenone, è arrivato però Filippo Fraccaro per l'1-1 al 34° e andrà direttamente in area di rigore. C'è il movimento di Ruopolo, va invece all'indietro per Migliorini, è uno schema Migliorini, parte cross sul secondo palo, verso Zubin di testa, ancora 202, il Pordenone è uno spettacolo, Zubin è devastante, 44 minuti, ancora una volta, cambia padrone il derby di Sacile, il padrone è indiscutibilmente il Pordenone ed è indiscutibilmente Emil Zubin. Vuole far salire i suoi Oliveira, poi dentro per Zubin c'è anche Nichele che si fa vedere, poi Baggio al limite dell'area di rigore, ammonito Zubin per simulazione, salterà la prossima partita, era diffidato, salterà la partita contro l'Union Ripa. Boscolo Papo va a mettere il cross sul primo palo, il pallone che arriva sul secondo e il pareggio ancora Beccia, il 2-2 della Sacilese, ha segnato Beccia, esplode il 25 aprile, ma qui ha sbagliato la difesa del Pordenone ed è il pareggio. Recupera il pallone della Sacilese, Grion, anche lui alza la testa, poi vede Spagnoli, arriva Nicolini e arriva il giallo per Nicolini e quindi il rosso, Pordenone in 10, cambia ancora una volta il derby, secondo giallo, rosso, fuori l'ex. Adesso lungo Nichele a cercare direttamente Zubin proprio contro Baggio, l'aggancio di Zubin, bellissimo in area di rigore, Zubin deve liberarsi per il tiro, poi il sinistro di Zubin, pallone che sfiora il palo, l'ha toccata ancora Bazzichetto, miracolo del portiere della Sacilese. Arrivato prima di tutti Favret, Paladin, l'intervento poi durissimo di Matielic, attenzione, rosso diretto per Daniele Matielic, Pordenone in 9 nel derby, finisce nella tensione il derby del 25 aprile, intervento duro di Matielic che adesso parla anche con Zironelli, devono portarlo via, finisce qui, finisce 2-2, si ferma il Pordenone al 25 aprile, si stacca per la prima volta il Marano in vetta alla classifica, li perde qui il Pordenone al 25 aprile, dove fa più male. Questa è la sintesi di Marco Agrusti, lo avete sentito, guardiamo la classifica, per la prima volta là davanti
c'è il Marano da solo, stavolta non c'entrano i punti a tavolino, sono 2 in più davvero, 56 Marano, 54 Pordenone, si stacca la squadra di Cunico, il nemico sembra sempre più evidente per i neroverdi, per la squadra di Parlato, è in casa, è in provincia, vero Angeli? Tamai, Sacile, ha rischiato anche con Muzzin? Come no? Sì, è paradossale questa situazione, no? Perché a parte gli altri due pareggi mi sembra che abbiano fatto, giusto, contro l'Este e mezzo Corona fu però forse Giorgione, esatto. Con le 3, ma nemmeno con le 5 regionali, perché insomma con l'UFM e con la Triestina ha vinto facile, non hanno avuto problemi. Con le 3 provinciali, no, sembra un po' uno scontro fratricida in questo senso, no? Perché col Tamai perdono in casa e non è un grandissimo Tamai quest'anno, lo sappiamo. Con la San Vitese vincono con 2 rigori e con un po' di adesso Muzzin guarda dall'altra parte, però insomma faticando un po', insomma, dai. E con la Sacilese portano fuori un pari fra 1000 tensioni, insomma, quindi è interessante almeno a livello, diciamo, di racconto della stagione del Pordenone, il fatto che le provinciali diano le maggiori noie. Parlando della partita, De Agostini, primo tempo grandissimo Pordenone, secondo meglio la Sacilese o semplicemente un po' calato il Pordenone? Allora, innanzitutto, prima cosa, grandissima cornice di pubblico. 800 persone. Fantastico, bellissimo, molto bello. Poi abbiamo un servizio sulle tensioni del derby, la cornice, fra poco vediamo. Io ho visto un grande Pordenone nel primo tempo, veramente una squadra molto ben messa in campo, con grande determinazione. Più forte della Sacilese. Sì, pronta ad andare a rubare palla, infatti la Sacilese ha preso molte ripartenze sbagliando i passaggi perché il Pordenone era sempre lì pronto a mettergli pressione, ha fatto veramente una grande partita. E poi mister, scusi, i gol se li fa il Pordenone. Sì, questo qui forse Carrelli poteva respingerla un po' meglio, però aveva calciato bene. Ma non sono 2 disattenzioni. Sì, più che il grande gioco della Sacilese. Sì, però il secondo è stato anche preparato bene dalla Sacilese, ha preparato bene l'azione per arrivare al cross, l'ha messa dentro bene, Beccia bravo a chiudere sul secondo palo. Si sono viste delle cose buone anche da parte della Sacilese. Che va detto a un certo punto, magari noi nella sintesi, poi domani la arricchiremo ancora, non era facile farla in breve tempo, nel secondo tempo, mi corregga se sbaglio, poteva anche fare il gol del sorpasso. Sì, no? Perché dopo l'entrata di senza senso, secondo me, di Mattielli, che ha fatto, sono rimasti in 9, hanno avuto un'opportunità su una palla in area difficile da valutare a velocità normale. Quelli della Sacilese sono convinti che sia rigore su Filippo Fabro. Io non lascio a voi poi le immagini e quando la rivedrete discuterne. Chiaro che il 9 contro 11 ha rischiato molto il Pordenone, pur, come ti ripeto, anche lì ha dimostrato di essere squadra perché si sono chiusi benissimo, hanno veramente una grande mentalità, bisogna fargli i complimenti perché noi siamo qua a discutere, ma una squadra che sta facendo un campionato straordinario, 2 squadre che stanno facendo straordinario. Alla fine una delle 2 arriverà seconda, ma se continuano così bisogna solamente toglierci il cappello davanti a queste squadre. È che a Sacile una settimana fa passa al Marano a stento e è chiaro che oggi, insomma, io conosco bene l'ambiente della Sacilese, per oggi la Sacilese ha giocato la finale di Champions League, lo sapevamo. La finale di Champions, proprio questo il concetto. Lo sapevamo tutti. Però ti ripeto, il Pordenone ha fatto vedere che è una squadra forte. Assolutamente. Indiscutibilmente. Questo concetto che ha espresso mister De Agostini, no? Deve un attimo fotografare Sacilese Pordenone. I nostri titoli che abbiamo preparato per discutere, andare un po' oltre, Simone Fornasiere. Lo ha detto De Agostini, come una finale per la Sacilese. Era la partita per la squadra di Gironelli. Sì, l'avevamo già detto 15 giorni fa quando Sacile passò il Marano che oggi, 15 giorni dopo, cioè oggi, sarebbe stata una partita dal miliardo di motivazioni per la Sacilese, vuoi perché la Sacilese è l'ultima squadra che è stata tra i professionisti, vuoi perché è nata negli ultimi anni, credo, questa rivalità sportiva fra Sacilese e Pordenone. Avevamo fatto vedere anche qua il boato quando a Sacile si sentì dall'altoparlante che il Pordenone aveva pareggiato. Boato oggi che si ripete quando si sente il Marano vincere 3-1. Insomma. E quindi c'è questa rivalità sportiva che è giusta, è bella, finché resta ovviamente nei toni sportivi fra 2 paesi che distano
poche decine di chilometri, adesso io la distanza esatta non la conosco, sono della stessa provincia, sono le due squadre della provincia che meglio hanno fatto calcisticamente in questi anni, quindi è giusto anche così. Oggi ho visto però un Gironelli che davvero sembrava giocarsi la finale di Champions, è a distanza abissale dal Pordenone, ha fatto uno stop nel primo tempo, è stata la cosa più bella della partita, quando la palla fuori. Sì, però perdonatemi, io porto sempre questo esempio. Roberto Mancini, quando arriva alla Samp, dice qua si giocava, o anche con la Lazio, qua si giocava solo per il derby. Il derby è possiamo cambiare titolo, e questo è il concetto che secondo me deve essere caro al Pordenone. Il derby è solo una partita, qua c'è da vincere altro. Quindi secondo me alla fine per il Pordenone è solo una partita, sì, però, siete d'accordo o no? Sì, però noi sottovalutiamo che comunque siamo nel nostro, passatemi questo termine, rimaniamo sempre nel nostro provincialismo. Certe volte, scusatemi questo termine, sì, ho coniato questa parola, perché noi certe volte ci preoccupiamo più di quello che si può dire al bar il lunedì che non di quello che può essere veramente il risultato finale. Per me oggi rimane un ottimo punto del Pordenone. Certo, contro una squadra importante, esatto, che però ragiona da provinciale, non da grande squadra, se mi permette. Forse mister non vi voglio far dire cose per una squadra che... Non ho capito questo, Massimo, se tu vuoi dire che per il Pordenone il derby con la Sacilese è un punto cruciale della stagione o è solo per la Sacilese e non per il Pordenone? Sembra lo stesso. Perché è il Pordenone che deve ragionare da grande e dire una partita come un'altra. Per la Sacilese è giusto che sia la sfida dell'anno. È giusto, però vuol dire che tu ormai hai fatto il cambio, non sei più una grande. Sì, fa provincia, ma perché siamo in provincia. I punti in classifica dicono questo. Cioè, qui abbiamo Massimo Muzzini. Ma io ho visto le immagini la domanda che ho fatto prima io a Massimo gli ho detto che soddisfazione c'è a vincere a Trieste, e lui sì, ma Muzzini non era come il Gironelli, con tutto il rispetto quando alla fine dell'anno gli auguro ogni bene, non gli dico niente, dirà la cosa più bella dell'anno qual è stata? Vincere al Rocco. Mister no, assolutamente, credo di sì, no Massimo, sicuramente è uno dei momenti più alti della mia piccola carriera, non so se carriera comunque calcistica, comunque poi parliamo dell'esplosione del Muzzini allenatore. Mi rimarrà sicuramente per molto tempo, però io faccio delle considerazioni diverse. Primo, i punti contano, sì. Quindi per la Sacilese che è in corsa per i playoff, anche è chiaro che giocare contro il Pordenone è una partita che si prepara quasi da sola, perché c'è un campanilismo acceso tra le due società e quindi per loro vincere oggi sarebbe stata una grandissima iniezione di entusiasmo per il futuro e per il proseguo del campionato. Per il Pordenone era un po' più, secondo me, una partita come le altre. O doveva essere, magari non sono stati in grado di farla diventare così. A considerazione mia dico che pareggiare 2-2 in 9, se io finisco in 9 contro la Sacilese magari ne prendo 5, il fatto che siano una grandissima squadra, hanno portato a casa un punto e per quello che mi riguarda un punto in più o in meno alla fine della stagione può fare la differenza. Però, quindi non è detto, cioè il campionato è ancora lungo, qua si pensa sempre solamente allo scontro diretto tra loro due, secondo me ci saranno altri punti che perderanno per strada sia il Marano che il Pordenone, e guardando le immagini continuo a dire che vedo un grandissimo Pordenone. Certo, poi... ma però, oggi ha dato questa dimostrazione di essere una grande squadra. Però una partita come le altre non lo poteva essere. Ecco, forse tu ti riferisci anche all'espulsione di Mattielli in un'altra condizione, pareggiando 2-2 con un'altra squadra. Ma non è magari non spellere lo fai, così. Io penso, scusatemi, io voglio focalizzare questo concetto, la mentalità. Per il Pordenone deve essere solo una partita, perché è una grande. Per la Sacilese non deve essere una finale. Non lo sarà mai. Non deve essere una finale, perché vuol dire che ammetti di essere provinciale. No, ma non lo sarà mai, perché questa è una partita diversa dalle altre. Mister, lei è la guida della Sacilese. Per lei il Pordenone era una partita, lei ha vinto un campionato. Tutte le partite sono finali. Ti faccio un esempio. Quando è successo a me... Non voglio poi che lei pensi quello che penso io. No, giusto, ci mancherebbe. Il contrario, noi pareggiamo, eravamo in corsa per il titolo, verso la fine del campionato pareggiamo 3-3 a Pordenone e il Pordenone esultò come avessero vinto il campionato, perché Pordenone Sacilese non sarà mai, neanche in terza categoria, una partita come le altre. Oggi per la prima volta a Sacile c'erano gli ultra, non si sono mai visti quest'anno. Perché? Ma è curioso, ma calcisticamente... Ma secondo me è bellissimo. Secondo me è bellissimo. Certo, ma guarda,
poi per lo spettacolo offerto in campo ce ne fossero di Sacilese e Pordenone. Ma certo. Perché questo è il calcio della Serie D che vogliamo vedere. Assolutamente, però io volevo... Era tutto un altro concetto. No, ho capito cosa vuoi dire, però è chiaro che non sulla cornice. Il nostro calcio, perché noi qua dobbiamo dimenticarci questo, siamo dilettanti, ancora. Però giochi per la Serie C, una squadra ma gioca è bello per la Serie C è bello che ci sia il campanile, è fondamentale. Queste sfide qua, da più di 1000 persone, dove le trovi? Fantastico, fantastico. E speriamo che continui ancora per tanto tempo. Anzi, auguro, non dico niente che non ci sia più, ecco, glielo auguro sinceramente. Mister, il campanile è fondamentale, a me piace molto, non sono di quelli che dicono no contro il campanile eccetera, però se tu ragioni la società che ambisce alla Lega Pro, quello che vuoi dire te secondo me è trattare questa partita come le altre, o almeno impostarla così, anche, poi è chiaro che è diverso. Anche il contrario, no? capito? Come fai tu, se una squadra si gioca la partita della finale di Champions, come fai tu a non trattarla come una finale di Champions? Punto di domanda. Perché è inutile, se la Sacilese... Però se tu sei il primo, tutti danno l'anima contro di te. Ma se la Sacilese ha dato 100 finora e oggi ha dato 120, è chiaro che il Pordenone non può considerare una partita come tutte le altre. Sentiamo anche dall'altra parte. Io concordo con quanto dice il mister. È così e soprattutto nel piccolo come può essere Sacile o Pordenone, ma se Mancini diceva che si viveva in maniera così esasperata... Pareggia 2 derby e vince lo scudetto Mancini con la Sampdoria, Appunto. Cioè, capito? Il derby è una partita qualsiasi, capito? Quando uno ammette che il derby è più importante, non ha capito, cioè non è più importante. No, io dico che il derby non può essere assolutamente l'unica partita a cui tu tieni in un anno, ma è chiaro che le motivazioni in un derby come può essere Sacilese e Pordenone sono diverse. Vuoi perché in settimana, finito l'allenamento, vai in centro a Sacile a bere qualcosa, trovi i tifosi che ti spronano in maniera diversa. Muzzin, e poi chiudiamo questa parentesi un attimo. Non so, dico solo che i derby sono sempre partite a sé, quindi è logico che l'enfasi, l'entusiasmo, la determinazione magari sono un po' più alte, come ho detto prima, sono partite che si preparano da sole, soprattutto poi quando giochi contro quella che ti sta davanti. Qui bisognerebbe fare anche un po', secondo me, andare a capire perché c'è questa rivalità storica tra certe squadre, no? Adesso io non entro nel merito della cosa. Però non so qual è l'episodio che porta. C'è anche un discorso di leadership provinciale che negli ultimi anni si sono scambiate, quindi certo. È logico che le società, i tifosi, i giocatori, tutti quanti ci tengono in modo particolare. Chiaro, facciamo una cosa un attimo, raccontiamo allora questo derby non solo per quello che è successo, l'episodio, il gol, il rigore o non rigore, proviamo a capire perché oggi non era solo una partita, il servizio di Marco Grusti. Eccoci qua, stiamo rientrando, questo è San Vitese Tamai che vediamo sicuramente perché ci interessa, però ho anticipato in scaletta il servizio di Marco Grusti sul derby, la cornice, cos'è stato questo derby. Vediamo. E chi l'aveva mai visto un 25 aprile così? Quel posto oggi ribolliva, era elettrico, pieno che neanche un bambino, seduto in braccio al papà, sarebbe più potuto entrare. Per rendere l'idea, vi diciamo questo. A Sacile sono tornati addirittura gli Ultras, proprio per questa partita. Mancavano dalla Lega Pro. Oggi la grande atmosfera è il derby più importante degli ultimi anni, questo sicuramente. Forse le due squadre più forti che si sono viste qua al 25 aprile da molto tempo in un derby. Sì, può essere. Chi lo vince questo derby? La Sacilese. Oggi nessuna paura però della capolista qua. No, assolutamente. D'altronde, insomma, l'ultima squadra che ha fatto la Serie C non può aver paura di nessuno. Certamente, anche perché abbiamo fatto 2 anni egregiamente e quindi siamo usciti a testa alta. Ma speriamo di vedere dei gol e alla fine di non perdere, almeno quello. Stadio pieno, comunque un bel colpo d'occhio. Una bella cosa, tranquilli tutti, prima della partita, un bel ambiente. E in tribuna c'era quella trepidazione di chi sanguina in biancorosso da una parte e di chi, dall'altra, da nero-verde navigato,
forse un po' se l'aspettava. Certo, hai scelto di mischiarti un po' con i tifosi della Sacilese, anche sei una spia, quindi. Sì, più o meno. Un gusto. Però oggi vince il Pordenone. Mi accontento anche del pareggio. Va bene anche un pareggio. Per me sì. Quindi spaventa un po' questa Sacilese? No, ma il derby è sempre una partita a sé. Però gli ultimi due li ha vinti il Pordenone. Ma mai dire mai. Non poteva mancare neanche un finale teso, con un faccia a faccia, seguito da relativa spiegazione. Quella scaramuccia che abbiamo visto nel finale con Matteo Nicchele, centrocampista del Pordenone, cosa è successo precisamente? Cose che si risolvono a fine partita, chiaramente cose di campo, forse una parola di troppo. Ma io a fine gara do in tutte le partite, anche parlato, mi conosci su questo Carmine, do sempre la mano a tutti gli avversari che sono dal campo, che abbia vinto, che abbia perso, la do, soprattutto a giocatori bravi. E Nicchele mi ha detto no, avete protestato tutto il secondo tempo, forse non si è accorto che magari avrà protestato qualcun altro dalla panchina. Io invece sono andato a dividere nel momento dell'espulsione di Mattielli e vabbè, però insomma ci sta, insomma Nicchele ha la mia stima, anche perché 2 anni fa lo volevo a Sicilia tra l'altro, quindi insomma, ma ci sta assolutamente, insomma ci sta. E infine un appunto da dedicare a chi ha fatto una bella figura in campo e chi invece, dall'altra parte, a fine partita, non ha perso l'occasione, un'altra volta, per guardare sempre in casa d'altri, come i tifosi della Sacilese, che hanno esultato per la vittoria del Marano sul campo del San Paolo. Ci sta, è un derby, lo sappiamo, non siamo qui a fare i moralisti. E poi c'è anche chi, questo tifoso, fa finta di fregarsi del Pordenone, ma poi, in fin dei conti, ha visto una partita un po' diversa da quella che è andata in scena al 25 aprile. È sempre un derby vero. Pordenone non me ne frega assolutamente niente, della Sacilese meritava di vincere e non abbiamo vinto, pazienza. Ha subito anche tante occasioni però la Sacilese, grandi parate di Bazzichetto oggi, va detto. E Bazzichetto gioca con la Sacilese, non con gli altri, quindi lui ha fatto solo il suo dovere. Come una vittoria? No, perché bisogna sempre vincere contro il Pordenone, il pareggio non è mai una vittoria. E soprattutto la grande rivalità che si è vista anche oggi. Comunque adesso finita la partita, è finita la rivalità. Di nuovo tutti amici. Tutti amici, tutti al bar, tutti al chiosco. Grazie. Tutti al chiosco e dopo stasera torna anche la rubrica del chiosco. Questo era Sacilese Pordenone, lo abbiamo raccontato così, il montaggio di Davide Pettarini, sempre perfetto, il racconto del nostro Marco Grusti che non si risparmia, anche le opinioni sul finale, non solo la sintesi ma anche tutte le emozioni riassunte come sempre su A Tutto Campo, il calcio a 360 gradi. La discussione continua dopo la pubblicità ed è il momento anche di vedere la vittoria nell'altro derby di Muzzin e della sua Sanvitese sul Tamai di Birtic, sempre più in crisi. A fra poco. Ristorante e pizzeria Il Nuovo Baffone a Basaldella, all'uscita di Udine Sud, facile da raggiungere. Impossibile da dimenticare, il Nuovo Baffone vi colpirà con le sue specialità, l'ampia scelta delle pizze, ogni vostro gusto è soddisfatto, e poi carne e pesce e per finire i dolci. Anche lo staff di A Tutto Campo ha scelto il Nuovo Baffone. Se cerchi la buona cucina hai solo una scelta, ristorante e pizzeria al Nuovo Baffone a Basaldella. Un caloroso saluto dalla famiglia Zanutta Fadalti. Vi proponiamo un'incredibile offerta per riscaldare la vostra casa con efficienza, professionalità ed un occhio al portafoglio. Le prime 30 persone che telefoneranno al numero in sovraimpressione e prenoteranno un qualsiasi macchinario della nostra linea a legna riceveranno immediatamente a casa un bancale di legna in omaggio che corrisponde circa a 10 quintali e un comodissimo e praticissimo aspiracenere. Le prime 30 persone che telefoneranno, prenoteranno un appuntamento e un qualsiasi macchinario della linea Godin, stufe o camini, avranno in omaggio 2 bancali di legna. Le prime 30 telefonate
che prenderanno appuntamento e in seguito acquisteranno un qualsiasi prodotto della nostra linea pellet o biomassa riceveranno a casa 50 sacchi di pellet di abete gratuitamente. Quindi affrettatevi a chiamare, la nostra promozione è valida solo fino a fine febbraio. Chiamate, chiamate, chiamate! Etigraph, azienda nata nel 1983 come laboratorio tipografico per la stampa di etichette autoadesive in bobina. Etigraph assicura un sempre migliore e completo servizio che va dalla progettazione alla fornitura della soluzione alle nuove idee di packaging. Etigraph, in via Alessandro Mazzoni a Chions. Vistra è una società di consulenza in sicurezza sul lavoro, qualità, ambiente e logistica. Leader in regione, opera anche a livello nazionale ed internazionale. Vistra la trovi a Udine in via Battisti e a Cordenons in piazza della Vittoria. Friultex, produzione di tessuti in tubolare per la maglieria intima. Friultex propone un vasto assortimento di articoli sia per l'intimo che per l'esternabile. Con passione, fornitori del Made in Italy. Friultex ad Azzano Decimo. Abbiamo visto come a Sacile si è vissuto il derby. Marco Grusti non si è risparmiato con un'opinione un po' critica per questa esultanza per la vittoria del Marano. Il collega Nicola Angeli come giudica questa opinione di Agrusti? No, io sono sempre dalla parte di Agrusti, Okay, quindi il servizio è molto divertente, complimenti a Marco. Ma sull'esultanza tu come la vedi? Beh, insomma, rientriamo nello stesso discorso di prima, se ci mettiamo a commentare l'esultanza, comunque è una nota di colore, dai, che è divertente, questo sì. Però mi dice il signore Bazzichetto gioca nel Sacilese e lì non gli puoi dar torto effettivamente. No, certo, però sul signore, no, prima mi faceva ridere il fatto che sostenesse che non gli importasse nulla del Pordenone, però poi l'importante è sempre vincere col Pordenone. Sì, chiaro. Pensa se gli fosse importato, no? Esatto. Allora, Nicola, se il Marano non perde mai, con chi altro può perdere il Marano? Solo col Pordenone nello scontro diretto? No, vabbè, io confido in quello che diceva Muzzin prima, nel senso che ci sono ancora tante partite da qui alla fine del campionato, prima o poi è fisiologico che ti tocchi lasciare qualche punto per strada. Sarà difficile per il Pordenone mantenere lo stesso ritmo, perché in questo caso li deve recuperare, però è impossibile che le vincano tutte da qua alla fine. Poi magari verrò smentito all'ultima giornata, ma mi sembra insomma improbabile. Cioè, le storie di tutti i campionati di qualsiasi categoria hanno, come dire, anche in quelli che comunque fanno un campionato di testa, dei periodi di flessione. Il Marano non ce l'ha ancora avuto, prima o poi gli toccherà, insomma. Non è in flessione neanche il Pordenone in realtà, quello visto. No, perché il ritmo è pazzesco, comunque. Mister? Concordo con quello che dice Angeli sostanzialmente. Quindi ci sono qualche mina, allora, c'è qualche mina sul campionato? Tutte le partite per Pordenone e Marano potrebbero essere scontate guardando la classifica, però poi succede come ieri che il Chievo va a Napoli e sta per portare qua succede poche volte però. Vabbè, ma succede, non lo so, io dico che ogni partita bisogna giocarla e parte dallo 0-0. Quindi secondo me, scusa mister, più che un Napoli qui abbiamo due Juventus che pareggiano una ogni tanto, ma cioè, la Juventus credo che in Italia stia dando, adesso stiamo ovviamente parlando di un altro palcoscenico, dando una dimostrazione di forza, di superiorità che non ha precedenti, quindi credo che Pordenone e Marano in questo caso siano la Juventus, no? Più vai avanti e più i punti pesano e quindi più troveranno difficoltà a vincere le partite contro qualsiasi avversario, perché chi si deve salvare perché si deve salvare, chi deve cercare di uscire dalla zona dei play-out, chi deve cercare di rientrare nella zona dei play-out. Assolutamente. Poi sai, subentra anche un po' l'ansia, adesso sei lepre, non sei più inseguitore. Non è facile. Anche questo è un risvolto che potrebbe avere una certa importanza. Certo, il Marano ha faticato a Sacile, mister D'Agostini, però mi faccio il parallelo, lei che le ha viste tutte e due queste partite. Sono due squadre differenti. È difficile paragonarle perché il Pordenone è una squadra molto fisica. Ma io però mi interessava, per restare sul tema derby, ha trovato più difficoltà il Marano o il Pordenone? È stata la partita pressoché uguale, secondo me. Secondo me è uguale, tutte e due hanno fatto fatica. Il Marano ha vinto su un rimpallo, una cosa che succede una volta su un milione, che un rimpallo così ti mette un giocatore davanti al portiere, e quindi insomma è stata anche fortunata perché
tutto meritava tranne che di perderla. Quanto mancherà Zubin domenica prossima al Pordenone, Simone? Beh, sicuramente Zubin mancherà, perché come vediamo è lui il Pordenone, perché è lui che segna, lui comunque che anche se non segna fa giocare. Questo oggi è una cosa da sottolineare, ci vuole però oggi 2 gol di Zubin ancora, la deve risolvere anche qualcun altro ogni tanto? Sì, beh, però se ti ricordi quando Zubin fu espulso col Marano in casa, scontando 3 giornate di squalifica, il Pordenone non fa trovato i giocatori. Io dico che avendo Zubin diffidato si sapeva che prima o poi poteva succedere che prendeva la quarta munizione. Facciano pure gli scongiuri a Pordenone, secondo me è meglio rischiare qualcosa in casa con l'Union Ripa che magari in altre situazioni. Zubin che fa 202, domenica è turno sosta per la Serie D, non è sosta però per a tutto campo che parlerà dei Pordenone, in particolare del fenomeno Emil Zubin, un vero e proprio racconto di quello che attualmente è il miglior giocatore della Serie D. Supera i 200 gol tra Serie C e Serie D e noi gli abbiamo dedicato uno speciale che vedrete domenica. Lo raccontiamo proprio da quando arriva a Palmanova negli allievi, lo zio di Bicinicco lo aspetta, arriva, verrà a abitare in Italia naturalmente scappando un po' dall'ex Jugoslavia che era in guerra, e poi fino appunto ai 200 gol. Lo racconteremo passando varie tappe, con una chicca, anche un'intervista al presidente del Parma, Ghirardi, che è stato suo presidente ai tempi di Carpenedolo in Serie C. Quindi ci sono molte curiosità, uno speciale tutto da gustare su FVG Sport Channel domenica prossima. E adesso cambio argomento, dobbiamo parlare della vittoria della Sanvitese, di questo mister, altro fenomeno attualmente della Serie D, che sorprende e continua a sorprendere con i suoi risultati. Tamai Sanvitese Tamai, Matteo Sabadini. È un derby di bassa classifica quello tra la Sanvitese e il Tamai, ma non per questo meno importante. Entrambe vogliono i 3 punti per lasciare la zona pericolosa della classifica. Parte fortissimo il Tamai e al terzo minuto Furlan crossa dalla 3 quarti per la testa di Motta, che appoggia sul secondo palo mettendo il pallone alle spalle di Peresson. 1-0 per gli ospiti. Il Tamai cerca di colpire subito approfittando dello sbandamento della Sanvitese. Su un calcio d'angolo però non riesce a infilare e la difesa sbroglia una situazione pericolosa. La Sanvitese si fa vedere al 14° con un tiro da lontano che esalta le doti di Prissini che devia in angolo. Al 21° Steinhaus fa sportellate con Meneghel, viene sbilanciato e cade in area, rigore per i padroni di casa. Dagli 11 metri si presenta Della Bianca, che calcia male, si fa parare rigore da Peressini. Il Tamai si lancia in contropiede, Furlan si trova tu per tu con il portiere, ma si allunga il pallone del possibile 2-0. Il secondo tempo inizia con la Sanvitese avanti. Giglio da fuori area tira, ma ancora una volta Peressini para e devia in angolo. Ma al terzo Sanvitese pareggia. Cross dalla sinistra, spunta sotto porta Fuscello che segna con il piattone. 1-1. A questo punto la partita si anima, il Tamai ci riprova ma Peresson blocca a terra. Poi al 35° De Cecco prima colpisce a vuoto il pallone, poi lo riprende e con un pallonetto delizioso scavalca Peressini, palla sulla base del palo lontano e poi in rete. 2-1 per i padroni di casa, la Sanvitese completa la sua rimonta. Al 37° il Tamai prova a riaprire la partita, ma Capitan Perissinotto devia in angolo a conclusione. Si conclude così, con una rimonta della Sanvitese, vince 2-1 e punisce il Tamai, ora terzultimo in classifica. Magia di De Cecco, gol di Fuscello, altro neo acquisto, come è stato Pecile che invece ha deciso la settimana scorsa al Rocco. 2 vittorie importanti, mister, dicono che lei ha di nuovo la cura per portare in salvo la Sanvitese, insomma. Quanto ci crede? Che ci crediamo e quanto ci crediamo tantissimo come sempre. Credo che oggi sia stata la vittoria anche un po' del cuore, delle motivazioni, del fatto di voler comunque raggiungere un obiettivo importante e di volerci provare sempre comunque. Bisogna dire che a dispetto di una serie di partite dove ci girava tutto male, nelle ultime partite qualcosina ci gira anche bene, bisogna essere anche onesti nelle valutazioni
perché se il Tamai fa il 2-0 subito magari vediamo una partita diversa. Da quel momento lì poi la cronaca riduce molto la sostanza, però diciamo che abbiamo giocato un po' meglio, ci siamo distesi meglio, abbiamo preso il rigore, ci hanno annullato un gol per fuorigioco che non si vede, abbiamo comunque tenuto meglio il campo, il secondo tempo siamo usciti con un piglio diverso, ci siamo allargati un po' di più sulle fasce con il gioco e questo ha portato al gol. E avete vinto nonostante si sia fermato Della Bianca oggi dal dischetto. Sì. Ma io so che ho un gruppo di ragazzi meravigliosi per la voglia che hanno, le motivazioni che ci mettono, e sappiamo che per noi è sempre molto difficile, che dobbiamo dare sempre il 100%, però questa è anche la nostra forza. C'è una Sanvitese che va, Angeli, ma un Tamai che non va proprio allora. No, io sono contento perché sono nato a San Vito. Okay. Non occupandomi di Serie D, sono un tifoso della Sanvitese, questo lo posso dichiarare in questo campionato. No? Però insomma sono passi falsi preoccupanti questi. Sì, no? Beh, la situazione diciamo che per il Tamai è preoccupante dall'inizio della stagione. Non lo so, si potrebbero avanzare anche tante ipotesi. No? Qualcuno, le male lingue, dicono che questo ciclo in panchina si fosse già esaurito l'anno scorso, adesso non lo so. Noi brutalmente domenica gliel'abbiamo chiesto a Birkus. Chiaro, ma anche perché è il nostro lavoro, è giusto anche chiederlo. Insomma. Ha fatto riferimento a Birkus un po' al contrario nel discorso di Muzzin, dice girerà un po' perché in certi episodi effettivamente anche il Tamai non gli gira l'episodio a favore, però qua c'è qualcosa di più dell'episodio, Fornasiere. Sì, la situazione qua è preoccupante sicuramente per il Tamai, anche perché i punti faticano ad arrivare anche soprattutto negli scontri diretti con le piccole, anche se piccole è brutto da dire, con le squadre insomma che lottano per la salvezza, ecco, come loro faticano ad arrivare. È vero, hai vinto a Pordenone, ma resta davvero un lampo nel buio. Sì, è vero. E mister, non possiamo negare che oggi per lei, per la sua squadra, questa è una vittoria decisiva nel percorso di un campionato, no? Sono sempre 3 punti. È chiaro che sono qualcosa di più. No, ma io lo scontro diretto. Sì, lo scontro diretto, ma 3,5 più che il campanile, a parte che c'è un legame che lega tanti di noi, che con tanti di loro, io stesso vengo fuori da Tamai, quindi ho un legame affettivo con la società, ma oggi contavano solamente i punti perché erano 3 punti pesanti, perché era una diretta concorrente, oggi questo è vero, però io che sono sest'ultimo, oggi ho 3 punti di vantaggio su di loro che sono terzultimi. Sì, chiaro. È chiaro che ti dà molto, a me contava molto continuare a dare, a portare a casa risultati positivi, perché siamo in un trend positivo nell'ultimo periodo, dove dobbiamo continuare a cavalcare l'onda finché è possibile e cercare di raccogliere il più possibile. Però c'è da dire che la sua vittoria oggi, oltre a questo, tira dentro il discorso salvezza tante squadre, non ultima la Triestina. Rivediamo la classifica. San Paolo 20, già io per la situazione ambientale che c'è a San Paolo non è da sottovalutare, ma dalla parte destra della classifica questa vittoria di oggi porta dentro tutte squadre che non si pensava, quindi prima era un discorso quasi a 6, no? Invece adesso è un discorso molto molto più ampio. Gran vittoria dell'UFM con Lionetti, che si sta dimostrando un acquisto importante. È stato un acquisto veramente di grande levatura. Mister, mi dice lei che è un grande allenatore, questo signore, questo giovane allenatore dove può arrivare? Porcia stasera. Porcia sicuro, no? Lui ha dimostrato. Ha già dimostrato, bisogna dire le cose rapidamente. Quest'anno lui è stato fortunato a trovare una panchina in Serie D, ma questa è una cosa di cui abbiamo parlato tante volte, però poi lui ha dimostrato. Se gli riesce il colpaccio anche quest'anno, già l'anno scorso bisogna che ci togliamo cappello e parrucchino e tutto quello che abbiamo. Quest'anno se gli riesce anche questo colpo, veramente bisogna fargli i complimenti. Credo che dipenda molto, e lui lo sa, da come starà Giacomini. Se lui ha un problema lì grosso, deve pregare che questo giocatore stia bene, perché molto di quello che fa in fase difensiva dipende da lui. Oggi bravo a vincere senza di lui.
Tra l'altro, perché secondo me la Sammitese di quest'anno da metà campo in su è più forte di quella dell'anno scorso. Sì. È diversa. Tanto ho detto Porcia, noi dobbiamo far vedere anche Porcia, fra pochissimo. C'ero anch'io ieri. C'era Porcia Fraibano 1-0, adesso parliamo un attimo di promozione. Io vorrei dire un paio di cose velocissime. Dopo la pubblicità, scusatemi, se le tiene lì, sentiamo Muzzini dopo la pubblicità, il gol del Fraibano di Max Rossi decisivo, come ha vinto l'Aurora in prima categoria, strano che segna Rossi. Che conosce San Vito. Esatto, che ha salvato San Vito, poi c'è il chiosco, ma c'è ancora un po' di carne al fuoco da tutto campo, fra poco. Ristorante e pizzeria Il Nuovo Baffone a Basaldella, all'uscita di Udine Sud, facile da raggiungere. Impossibile da dimenticare, il Nuovo Baffone vi colpirà con le sue specialità, l'ampia scelta delle pizze, ogni vostro gusto è soddisfatto, e poi carne e pesce e per finire i dolci. Anche lo staff di A Tutto Campo ha scelto il Nuovo Baffone. Se cerchi la buona cucina hai solo una scelta, ristorante e pizzeria al Nuovo Baffone a Basaldella. Un caloroso saluto dalla famiglia Zanutta Fadalti. Vi proponiamo un'incredibile offerta per riscaldare la vostra casa con efficienza, professionalità ed un occhio al portafoglio. Le prime 30 persone che telefoneranno al numero in sovraimpressione e prenoteranno un qualsiasi macchinario della nostra linea a legna riceveranno immediatamente a casa un bancale di legna in omaggio che corrisponde circa a 10 quintali e un comodissimo e praticissimo aspiracenere. Le prime 30 persone che telefoneranno, prenoteranno un appuntamento e un qualsiasi macchinario della linea Godin, stufe o camini, avranno in omaggio 2 bancali di legna. Le prime 30 telefonate che prenderanno appuntamento e in seguito acquisteranno un qualsiasi prodotto della nostra linea pellet o biomassa riceveranno a casa 50 sacchi di pellet di abete gratuitamente. Quindi affrettatevi a chiamare, la nostra promozione è valida solo fino a fine febbraio. Chiamate, chiamate, chiamate! Etigraph, azienda nata nel 1983 come laboratorio tipografico per la stampa di etichette autoadesive in bobina. Etigraph assicura un sempre migliore e completo servizio che va dalla progettazione alla fornitura della soluzione alle nuove idee di packaging. Etigraph, in via Alessandro Mazzoni a Chions. Vistra è una società di consulenza in sicurezza sul lavoro, qualità, ambiente e logistica. Leader in regione, opera anche a livello nazionale ed internazionale. Vistra la trovi a Udine in via Battisti e a Cordenons in piazza della Vittoria. Friultex, produzione di tessuti in tubolare per la maglieria intima. Friultex propone un vasto assortimento di articoli sia per l'intimo che per l'esternabile. Con passione, fornitori del Made in Italy. Friultex ad Azzano Decimo. Ultima parte di A Tutto Campo. Avevo interrotto Mister Muzzin per obblighi pubblicitari. Tocca a lei, voleva volevo solo aggiungere 2 cose, che nella costruzione di risultati di un certo tipo che effettivamente hanno una importanza alta, devo sempre dire che lavoro in una società che ci dà una grandissima tranquillità nella buona e nella cattiva sorte. Questo è la base proprio sotto. E certo. Poi ho avuto a che fare con uomini prima che con giocatori di grandissimo livello, di grandissimo spessore, che mi hanno creduto, che mi hanno seguito, e io ho messo quel poco che avevo a disposizione per cercare di unire il tutto. Però se non avessi avuto una società alle spalle così serena e così anche comunque che ci ha dato grande tranquillità in tutto, sia l'anno scorso ma anche quest'anno quando i risultati non venivano, non che adesso siamo fuori dal tunnel, però dico,
la tranquillità che ci dà e la serenità che ci dà la società è importantissima. E poi Senta, ma non ha avuto un minimo paura l'anno scorso a fare questo salto? Lei in fondo non aveva neanche fatto l'eccellenza in realtà, anche se poi forse l'allenatore aveva già cominciato da un po' seguendo le orme di un certo Tomei magari, no? Però era un salto. Sì, sì. Boh, forse l'anno scorso l'ho presa un po' col piglio, con la sfrontatezza giovanile di non avere nulla da perdere, no? Però ho riproposto quello che avevo imparato negli anni della Serie D con Tomei, che era un po' quello che riproponevo prima anche negli anni precedenti, cercando di metterci sempre un pizzico di qualcosa di mio, ecco, questo sicuramente. Adesso è un allenatore da Serie D? Io sono sempre un ragazzino che deve imparare tante cose e deve formarsi, quindi continuo a pensare che ci sono tanti bravi allenatori fermi che non mi so spiegare il perché, non ne abbiamo qui, quindi bravo lo è. Ho la fortuna di allenare in Serie D, me la tengo, lo so che è una grande fortuna, ma mi tengo questa occasione stretta con tutta la forza che ho perché credo in quello che faccio, mi piace oltre allenare. I meriti dell'allenatore, mister, è anche magari il periodo storico calcistico che stiamo vivendo che permette questi salti, no? Forse un tempo era più difficile dalla promozione alla D, cioè doveva succedere qualcosa di clamoroso, invece oggi magari anche un po' la crisi, si punta sulla scommessa, no? Succede. Sì, però, poi però quello che ripeto, esatto, è questo che ti dico io, poi tutto quello che si vuole, però poi bisogna dimostrare, e questa è la cosa importante, lui finora sta dimostrando, quindi non gli si può dire niente, poi possiamo star qui a dire ma è stato fortunato, sì, vero anche che però l'anno scorso ha fatto una cosa, dico, mi avesse chiamato la San Vitesse l'anno scorso io non so se avrei accettato, sono sicuro. E quest'anno noi abbiamo detto spesso però che è più facile salvarsi quest'anno rispetto all'anno scorso, cosa ci risponde Muzzin? Che il campionato sia un po' livellato all'ingiù, questo è evidente, che sia un po' più facile dipende da che tipo di squadra hai. Io dico sempre che noi siamo... Questa è più squadra però rispetto all'anno scorso. Noi? Sì. Sì, noi siamo un po' più forti dell'anno scorso, dico sempre che però bisogna capire se questo un po' è sufficiente, però è vero che il campionato ci ha dato una mano perché si è livellato all'ingiù, è inutile che stiamo qua a discutere, tolte le prime due e un paio di squadre che secondo me sono veramente di buon livello come l'Este e la Sacilese, le altre ce le possiamo giocare con tutti. Che non passa il messaggio che adesso salvarsi è proprio così una passeggiata. Guarda, allora, la questione salvezza è sempre e comunque difficile, secondo me è molto più semplice arrivare ai playoff quest'anno. Quest'anno sì. Questo diciamocelo, perché anche perché poi vabbè, sì, però salvarsi è sempre e comunque complicato. C'è la lotta al primato e la lotta a salvezza che è molto vincente. Comunque questo signore merita i complimenti, poi che la sua vera fortuna è quella di essere stato ospite da Tutto Campo l'anno scorso, questa è la verità, possiamo svelarla, perché è venuto ospite, doveva iniziare a fare l'opinionista, senta qua, una puntata va alla San Vitesse in Serie D, quindi io avevo una buona... Solo a lui questa fortuna. Solo a lui, abbia un po' di pazienza, il prossimo anno ma io, Tutto Campo porta bene. Tra l'altre cose, guarda, ti dico una cosa, lo dico qui, lui ha allenato per alcuni mesi mio figlio e... A Prata, sì. Mi fido di quello che dice mio figlio, me l'ha sempre parlato in maniera egregia, per cui. Allora, dimmi, posso fare una domanda al mister velocissima? Quando sarà anziano mostrerà ai suoi nipotini la partita di Cerea però, perché secondo me resta storica, no? È da sfide su Rai 3, adesso non voglio parlare di un'altra... Se no riproponiamo noi è il momento più alto proprio per adesso. Ma io credo che quella partita lì col Cerea che sbaglia 2 gol praticamente fatti, poi dall'altra parte fate gol voi. Massimo, anche io ho una curiosità per Muzzin, guardando, ricollegandomi alla partita, al gioco degli ex eccetera, vedevo Pecile che abbracciava i suoi compagni, molto motivato alla fine. Come l'hai rigenerato dopo il periodo iniziale e quanto ci teneva lui, se puoi dire qualcosa? Francesco è un ragazzo intelligente, secondo me, che a Tamai non ha trovato spazio per una serie di motivi. I ragazzi sono ragazzi del 95 che hanno bisogno di avere un po' di tempo per costruirsi. Lui è arrivato da me dove io onestamente avevo necessità di coprire un buco importante nella costruzione del gioco, avevamo appena cambiato anche, o stavamo cambiando modulo e quindi ci stava bene lui in quel ruolo lì, non ho fatto molto per costruirlo o per cambiarlo, sta facendo quello che sapeva fare
di suo. È un giovane interessante che si era un po' perso per un anno. Ma io non credo che si fosse a volte bisogna anche capire questi allenatori, cioè nel senso che non è che noi ci inventiamo le cose, ci sono dei momenti, delle crescite dei ragazzi, poi devi sempre guardare chi è in organico in quel momento, dove lo fai giocare eccetera. Francesco ha delle qualità che ci sta dando una assolutamente. Allora, qualità su quelle, adesso passiamo da un giovane che deve naturalmente esprimersi ad un signore di classe assoluta, Max Rossi. Ha deciso lui, Porcia, Flaibano. Il Flaibano, stiamo parlando anche di grandi allenatori, vediamo le immagini. Da Pieve è un grande allenatore, sta facendo bene col Porcia, ma a questo punto occhio al Pizzolitto, che è un po' la sorpresa Fornasiere col Flaibano, perché assi squadra, ma nessuno forse ci avrebbe creduto così. Tu? Beh, no, che sia un'assoluta sorpresa Flaibano direi di no, perché quando davanti è Max Rossi in promozione si sta bene. Però ricordati che è una squadra che storicamente al massimo si è salvata, cioè non è che basta un acquisto, cioè devi comunque poi crescere, Simone. Sì, sono d'accordo che la storia calcistica del Flaibano parla al massimo di salvezza, però secondo me sai quanti comprano e poi restano quello che sono? L'asticella dell'obiettivo già con la campagna acquisti, però questo voglio dire il Flaibano. Adesso hanno messo dentro anche Buttignaschi, voglio dire, sicuramente reciteranno un ruolo da protagonista. Attenzione. Che bravi qua anche Pinzano e Namio. Pinzano è un fuori quota, credo forse il più forte di quel girone lì, sì. Quindi hanno e poi si parla di Rossi. Un altro fuori quota che è Cortiula in porta, che può fare la differenza, il portiere forte fuori quota. Mercoledì, diretta come hai detto tu, c'è Flaibano Torre. Oggi il Flaibano ha guadagnato 2 punti sul Torre, che ha pareggiato 2-2 in casa, quindi voglio dire, mercoledì veramente c'è la prova del 9 per il Flaibano. Assolutamente. Simone, ecco, siamo rientrati, insomma, grazie alla regia che ha tolto le bande per un attimo per poter vedere tutte le azioni di Flaibano, Porcia Flaibano. Poi domani vedremo la sintesi lunedì in gol alle ore 20. Ha deciso che è una parata di Cortiula, c'è stato un episodio sul finale, domani lo vedremo, che poteva dire a favore del Porcia, quindi tutto da rivedere. Mercoledì capiremo se il Flaibano, Simone, potrà alzare l'asticella addirittura fino al primo posto. Credo proprio di sì, perché se il Flaibano batte il Torre a quel punto non può più nascondere l'ambizione di poter ambire al primato, alla promozione diretta. Chiudiamo, abbiamo visto guardando la classifica di Promo A e di Promo B, un attimo solo la classifica, perché fra poco ci sono i promossi e bocciati di Simone Fornasiere, stavolta al posto del nostro Francioni, quindi Torre che con il passo falso si avvicina al Cordenons, quindi vedete adesso il Flaibano avvicinato al Porcia, è in piena zona playoff e può, chissà, ambire, vedremo mercoledì a qualcosa di più. Questi sono i risultati più importanti di oggi. In Promo B chiediamo scusa, avevamo le immagini no, non è sfortuna, avevamo le immagini Torrianese e Zaule, è un problema alla telecamera, cioè tutto ripreso, tutto a posto, non riusciamo a riproporvi i gol dello Zaule. Avevo già fatto anche il servizio. Sfortuna, purtroppo la tecnologia ogni tanto tradisce. Vedremo magari domani nel corso della giornata se troveremo l'inghippo per proporli a lunedì in gol. Comunque lo Zaule resta saldamente in testa alla classifica. E come abbiamo visto, con 38 punti, occhio sempre al Vesna, che è lì vicino ad una Juventina che sta crescendo, ma oggi il passo falso clamoroso del Tor Viscoso. Sì, e tra l'altro se abbiamo parlato di Torre, Flaibano Torre mercoledì c'è il recupero Zaule Juventina, quindi altro alle 16. Alle 16, quindi potevamo anche arrivare lì, ma non ce la fa. Potrebbe essere che vado, infatti, adesso vediamo. Se vai questo mi fai sapere, perché è una partita molto interessante. In prima categoria oggi, girone B, guardiamo la classifica, cos'è successo? C'era lo scontro Ancona-Aurora, seconda contro quarta, 3 punti di distanza, l'Ancona resta fermo, guadagna punti l'Aurora di mister Rodorico, che a questo punto è prima con Reanese e Diana, una prima categoria girone B che diventa davvero emozionante. Partita divertente, vediamo qualche immagine in copertura, una partita dove il protagonista è stato in assoluto un certo Gavazza, ha parato, pensate, ben 2 rigori, ma l'ultimo purtroppo non è riuscito poi nella impresa di andare a recuperare sul tap-in. Ecco, questo è un errore molto simile a quello che abbiamo visto a Chions, esce Gavazza su Puddu, secondo l'arbitro c'è calcio di rigore, ma
il portiere riesce a fermare il numero 10 dell'Aurora. Poi arriveranno i gol, il vantaggio dell'Ancona, il pareggio di Puddu e alla fine il gol del 2-1, questo è ancora il gol del provvisorio vantaggio dell'Ancona, e c'era Nicola Angeli proprio lì che ci può dire insomma alla fine come matura questa vittoria dell'Aurora mentre vanno le immagini. Ma c'è stato questo gol di Cotruffo dell'Ancona che è una bella mezza punta, sì. Insomma, con trascorsi anche in D, no? A Montebelluna, ha fatto le giovanili, tra l'altro ancora mi sembra sia un 91-92, ancora parecchio giovane, un bel giocatore. E poi questo è il gol della vittoria. Esatto, questo è il gol della vittoria di Orgnacco, che è questo tipo Fellaini, vedi, così con il cestone di capelli, insomma anche lui il suo ingresso nel secondo tempo ha alzato un po' il baricentro dell'Aurora, insomma prima giocava a Puddu da prima punta, poi si è spostato un po', lui ha dato un po' di profondità anche tenendo un po' di palloni perché è un giocatore bello fisico, insomma. E comunque già dal gol dell'Ancona in poi la formazione di casa, non dico che avesse tirato i remi in barca, però la impostava un po' sulla gestione della partita. E anche perché ho visto in mezzo, non lo sapevo, non l'avevo seguito, c'è Luca Brustolin, che è un vecchio, diciamo, anche giocatore dell'Ancona a suo tempo, è andato un po' in giro dappertutto, adesso è tornato alla casa madre, quindi fino a quando è rimasto in campo lui l'hanno gestita. Beh, abbiamo visto anche qualche immagine, mi dici se l'Aurora è da primato questa squadra? Secondo me è da primato l'Arianese, cioè almeno per le partite che ho visto io quest'anno mi sembra più competitiva, però è una bella squadra anche l'Aurora, insomma, cioè, ha un paio di marpioni tipo Nicolettis, tipo De Nipoti oggi non giocava, Zuliani dietro, ma il gruppo storico che insomma tiene ancora... Che funziona. Che funziona. Abbiamo fatto un'incursione sul basket, abbiamo parlato poi di calcio naturalmente dalla Serie D fino alla prima categoria, insomma davvero a tutto campo oggi sul calcio regionale, e si chiude come sempre con un sorriso e per far venire ai nostri ospiti un leggero languorino, come diceva una famosa pubblicità, il chiosco. Siamo al chiosco del Cernis Muzzane, siamo tornati con la rubrica del chiosco, vedo che hai un taglio sempre, diciamo così, importante. Beh, importante, se guarda, avrei preferito, visto il freddo odierno, un brûlé, però purtroppo era finito. Tutti da bere, dai, offri il chiosco. Bisogna segnalare il presidente con l'acqua. Cioè, non è un presidente ad alti livelli allora? No, è ad alti livelli ovviamente. L'acqua mi lascia un po' tramortito, quindi chiediamogli al presidente come mai questa scelta. Presidente, vogliamo una birra, no? Bisogna ogni tanto purificarsi, dopo le feste bisogna smaltire qualche etto, anche se non riesco. Una bistecca la mangiamo? Ma io direi di sì, un piattino si può fare, no? Quanto conta il piattino? È fondamentale, direi. E perché così puoi assaggiare praticamente tutti i tipi diversi di carne. Avremo una domanda. Carlino, come chiosco, è meglio al chiosco che ricordiamo noi di Marano? Sicuramente è meglio quello di Marano, non si discute neanche al chiosco di Marano. Quando rivedremo Falcomer alla guida di una squadra come presidente? Falcomer mai, sicuramente, col calcio chiuso. Spero che il mio paese riparta col calcio, che sarebbe ora. Ci vorrebbe, no? Ci vorrebbe. Noi intanto però, aspettando che torni il calcio a Marano, andiamo a bere una birra, presidente. Bravissimo. Sei stato il professore di Magrini, giusto? Giusto. Materia, se possiamo. Biologia in seconda e terza liceo. È il momento di dirci però i voti e come andava. Andava malissimo, non studiava niente. Se dovessi dargli oggi un voto a Magrini, ma al chiosco però, che voto sarebbe? Al chiosco? Un buon voto, merita 7. 7? Allora. Come commentatore sportivo direi molto meno, molto meno. Adesso queste polemiche qua, Nando, dai, insomma, mi hai dato già troppi 4, troppi 3 durante la mia esperienza. Grandissimo, grazie, finalmente un grande professore. Il voto vicino a un professore, attenzione. Il voto al chiosco?
diciamo che allora oggi siamo a 8,5. Magrini, il professore parla chiaro, eri scarso e adesso comincia a perdermi colpi anche al chiosco, è in linea, vediamo se c'è Gabriele Magrini. Sì, buonasera Massimo, buonasera a tutti gli ospiti. Attenzione, Magrini, stai fermo lì. Oggi, questo pomeriggio, lo sai, era ospite il giocatore del Rivignano Pagnucco, nella nostra trasmissione pomeridiana, lancia la polemica nei tuoi confronti, te lo faccio sentire. Sentiamo Pagnucco. Sentiamo. Ma diciamo che dopo il voto che ho sentito che vuol dare al chiosco del Carlino di ieri, o si è impazzito oppure è un aziendalista, perché obiettivamente non può dare un 8,5 senza nulla togliere a Carlino, alla società, al presidente eccetera, però siamo usciti dagli spogliatoi, io devo ammettere che sono un po' lungo a fare la doccia, però uscire e non riuscire a bere una birra perché non ci stanno più le birre del chiosco è un po' un delitto per noi dilettanti. Se da 8,5 al chiosco di ieri, dove poi ci hanno chiuso le saracinesche a un certo punto e abbiamo dovuto cambiare location, diciamo che non ci siamo persi, comunque abbiamo trovato un'altra buona strada. Secondo te è adatto per la rubrica dei chioschi a questo punto? A questo punto è da rivedere la sua posizione, da valutare molto bene, diciamo che per lui parla in modo positivo il passato, però non può sedersi sugli allori, ecco, questo no, sicuramente. Attenzione allora Magrini, come titoliamo sul finale, questo era il clou della trasmissione, più di Sacilese e Pordenone in realtà. Magrini, abbiamo il titolo, se la nostra regia è pronta, a rischio. Magrini fortemente a rischio, non so se vuoi rispondere a questo punto. Ecco, intanto ecco il titolo, Magrini a rischio, cosa rispondi? Guarda, insomma, io credo che tutti i migliori, no, possono passare un momento magari in cui non riescono ad essere al top, e probabilmente è quello che mi è capitato, però a mia discolpa devo dire che le telecamere al chiosco di ieri sono state presenti per poco tempo e quindi è colpa di Davide Pettarini, è lui che non è adatto per la rubrica, sì, ok? Sì, è colpa sua perché non ha potuto documentare dopo il fatto che il chiosco abbia chiuso e non ci fossero state nemmeno le birre, alla fine le avessero finite in tempo zero. Potrebbe essere, Pagnucco non lo sa, che le hai bevute tu le birre. No. Quello assolutamente no. Probabilmente qualcuno qualche detto al lavoro prima o anche durante la partita può essere. Esatto, insomma, non si può. Al di là delle battute, insomma, vuoi rivedere il voto oppure... Sì, sicuramente sì, dopo gli ultimi episodi io direi che insomma voglio bene a tutta la gente, a Carlino e tutto, però visto le condizioni più di 7 io non posso dare. Ma questa è una ritorsione col prof, secondo me. Te la vedrai col prof prossimamente a Carlino, noi non entriamo nel merito della tua decisione, va bene? Sì, immagino già che il prof sarà fortemente severo anche in questo. Perfetto, ciao Gabri, alla prossima, grazie. Ciao Massimo, grazie a tutti e buona serata. Noi ci fermiamo qua con A Tutto Campo, abbiamo scherzato un po', Magrini a rischio, mister, Chissà se lo rivede. Magrini sì, non un Pagnucco veramente letale. Sì, se posso permettermi, poi volevo dare un 10 io all'intervista di Pino Cortiula. La risposta clemente. Chi non l'ha vista, se la guardi perché è stata... Se la guardi sulla pagina Facebook di A Tutto Campo, Pino Cortiula, Clemente para tutto e lui gli risponde con... vedete l'intervista. Grazie Nicola Angeli. Grazie a voi Massimo. Alla prossima, sempre benvenuto. Grazie mister Agostini. Grazie e complimenti a mister Massimo Mussin. Buonasera. Grazie Simone Fornasiere. Grazie, grazie alla regia per l'ottimo lavoro di questa serata. Siamo andati leggermente lunghi. Adesso vi lasciamo con la clip finale dei gol. Poi Charles Muzzane Rivignano, la sintesi di un'ora, la replica di A Tutto Campo per chi se la fosse persa. E io vi aspetto domani, ore 20, lunedì in gol. I gol, le immagini, solo all'FVG Sport Channel, il calcio dilettanti. Ciao! But your eyes are staring at the ground. She makes a subtle proposition. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got
conspicuous.